difficoltà del governo e dare peraltro come radici del complotto un certo ambiente internazionale. Insomma, mi pare che fra voi due entrambi avete sollevato in differenti casi e con differenti toni, senatore Zanda e Gioacchino Genti, il tema delle ambiguità delle relazioni internazionali di Berlusconi in questo momento. Questo sicuramente, cioè l'Italia, forse noi non ce ne rendiamo conto perché siamo in Italia, quindi vediamo telegiornale, porta a porta, sentiamo la pubblicità, passano i giorni, ma se noi andiamo all'estero ci possiamo rendere conto, sentendo anche i nostri connazionali, giovani ingegneri, chimici, gli economisti che lavorano a Londra o a Berlino o negli Stati Uniti, di qual è l'opinione dell'Italia. Cioè un'Italia che sta appiattendo la propria politica estera. L'opinione dell'Italia è una cosa, Gen, che qui stiamo parlando di relazioni internazionali. Relazioni internazionali, l'Italia che si è appiattita tra la Libia, Putin, adesso abbiamo aggiunto il terzo Stato che è Santa Lucia, che sinceramente forse mi bocciavano pure l'esame di geografia perché io non sapevo nemmeno che ci fosse questo Stato, con un valente ministro della giustizia che in soli 3 giorni è riuscito a fare per Berlusconi quello che Angelino Alfano in 3 anni non è riuscito a fare. Vabbè, quindi, però questo ha a che fare con la politica internazionale, ma quando si parla di complotto si parla spessissimo del fatto che gli Stati Uniti non avrebbero gradito e non gradirebbero relazioni personali del Premier con altre megapotenze, peraltro potenze energetiche come Putin, la Russia di Putin o Gheddafi, eccetera. Lei stesso, senatore, ha sollevato il tema, diciamo, di una politica estera che mette in fondo, espone il governo italiano a critiche internazionali, no? La nostra è una politica estera debolissima, è una politica estera che è fatta esclusivamente di rapporti personali del Primo Ministro, rapporti personali tra l'altro con leader discussi di paesi con i quali noi avremmo bisogno di avere rapporti pieni, rapporti veri, di intesa e non rapporti soltanto a livello di capi di governo. Penso che sia una politica che ha dei toni anche macchiettistici che non fanno onore al nostro Paese e insomma, che non sono decorosi, per dirlo con una sola parola. Poi se da questo possono discendere questioni cui lei accennava, cioè complotti internazionali, questo io francamente devo dirle non lo so. So che quando ci sono in ballo rapporti internazionali gli interessi sono molto forti. Gli interessi sono molto forti, gli interessi militari, gli interessi economici, gli interessi sociali. I rapporti internazionali sono una cosa molto molto seria e noi non li stiamo trattando con la serietà di cui avrebbero bisogno. Genchi. La storia ce lo può insegnare, chi ha qualche anno in più può ricordarselo, anche chi ha vissuto esperienze parlamentari e politiche come il senatore Zanda. L'Italia anche nei periodi peggiori, anche con i peggiori governi, ha saputo rappresentare il meglio della politica estera, cioè i governi che hanno rappresentato il peggio anche sotto il profilo della politica economica, della corruzione, eccetera, nei rapporti con l'estero, in quello che era il savoir-faire, l'eleganza, quella dignità che veniva riconosciuta all'Italia e a tutti i rapporti che nei rapporti con l'estero si collegano, perché i rapporti con l'estero non è la visita dove si va a fare le corna o le pernacchie o mettere la mano alla prima ministra. Rapporti con l'estero non è mai successo. No, vabbè, effettivamente la mano sulla prima ministra probabilmente no, diciamo, nel senso diciamo di fare la smorfia o altre cose. No, nessuno sta, per carità. Poi comunque potrebbe essere anche simpatico, allora? a qualcuno risulta anche simpatico, quindi il problema è un altro. Il problema è che i rapporti con l'estero sono fatti di rapporti economici, di intese economiche, di scambi, di rapporti culturali per quello che è una necessaria comunicazione con mondi scientifici, culturali nei quali i nostri giovani si devono formare. Prima i giovani che si laureavano in Italia dovevano andare a fare i master all'estero, adesso vanno a fare direttamente l'università. Genchi, lei non è ancora il Ministro della Cultura, rimaniamo alla questione di se ci sono per le nostre istituzioni e dunque per i prossimi mesi pericoli che la cosiddetta macchina del fango, cioè l'uso spregiudicato dei dossier attraverso i media o alcuni media, continui ad avvelenare il Paese. Questo è il tema di questa puntata. Lei pensa che ci saranno altri
mesi? Sicuramente sì, perché non possono mandarsi in cassa integrazione tutte queste persone, non possono licenziarsi dall'oggi al domani. Chi secondo lei loro è ci il proveranno, più esposto? però Chi secondo è il me più esposto dei politici? con la vicenda di Fini, forse perché non sono riusciti a trovare nulla di meglio e nulla di più, e questo testimonia e va tutto a vantaggio di Fini ovviamente, con la vicenda di Fini io penso che abbiano commesso degli errori. E loro stessi se ne sono accorti, non a caso qualche piccolo aggiustamento che abbiamo, qualche segnale che arriva anche nelle testate. Lei lo sa che è stato il primo a sollevare il tema, e poi non è stato solo, insomma, di attacchi a Napolitano che potrebbero far pensare a preparazioni di pressioni nei confronti di Napolitano, per quanto immacolato sia il nome del capo dello Stato. Lei ha questo timore ancora o no? Poi lo chiedo anche all'onorevole Zanda. Guardi, noi abbiamo visto per le prese di posizione, per le scelte che il Presidente della Repubblica ha fatto nell'esercizio, diciamo, della sua funzione istituzionale, ha avuto due tipi di attacchi di tipo politico, censure, più o meno giuste, condivisibili, non condivisibili, anche pesanti, però aperte. E poi ci sono state delle espressioni che abbiamo sentito tutti. C'è stato un outing del presidente Berlusconi a porta in cui ha detto delle cose gravissime. Cioè ha detto sostanzialmente che il Presidente della Repubblica gli avrebbe assicurato, avrebbe avuto assicurazioni, lui pensava di avere assicurazioni per quanto riguardava il voto di alcuni componenti della Corte Costituzionale sul lodo o altre cose del genere. Queste sono cose di una gravità inaudita, che deve chiarire Berlusconi, non può chiarire Napolitano, perché Napolitano ha esercitato la sua funzione, il vaglio delle leggi, anche le ultime iniziative che ha assunto, anche la prudenza. Chi altro dei politici anche la prudenza che ha nel mantenere la governabilità di questo Stato. È molto esposto a un dossieraggio. Casini? Ma certo, però Casini sta seguendo un percorso secondo me virtuoso, anche lui fortunato, perché io non sono poi così pessimista per quello che sono le sorti dell'Italia, perché io ritengo che queste vicende tutto sommato forse stiano portando un chiarimento, perché sa... allora Casini, qualcosa serve. Restiamo su Casini. Casini è chiaro che però non è stato al governo ormai da tanti anni, quindi insomma è fuori, ha fatto opposizioni al governo Prodi, ha fatto opposizioni al governo Berlusconi, ha un'immagine, diciamo, che adesso secondo me si rinforza, certo si rinforza moltissimo per quello che sta facendo, anche in interventi concreti per la famiglia. E dunque può essere attenzionato? Certo, può essere attenzionato, è stato fatto con il leader dell'opposizione, è stato fatto con Di Pietro, ci hanno provato in tutte le salse, in tutte le maniere, con Fassino, con Prodi, che poi, ripeto, anche lì, veda, hanno utilizzato fatti oggettivi, un'intercettazione che i magistrati avevano cestinato, però vissuta come scoop, fatta uscire nel modo come è uscita, è diventata una notizia. Senatore, per ovvie ragioni i senatori della Repubblica hanno sempre l'ultima parola. Quanto condivide di questo allarme che abbiamo messo a fuoco adesso, sia nei confronti di futuri dossieraggi, incluso, diciamo, nei confronti di vertici delle istituzioni e altri politici? Io credo che la macchina del fango continuerà a lavorare e che quindi sentiremo ancora di dossier e di... avremo sorprese infamanti. Penso e sono contento che il nostro Presidente della Repubblica sia assolutamente al di sopra di qualsiasi questione, quindi io non ho il minimo timore che possa essere oggetto in futuro di dossieraggi di qualsiasi tipo. Credo che il nostro Paese abbia bisogno di un lavacro. È l'unico lavacro possibile, un lavacro elettorale che cambi il quadro politico. Va bene. Io vi ringrazio, questa mezz'ora è volata anche per me perché rifaremo un'altra puntata, forse non dobbiamo sperare di no perché sennò vuol dire che ci sono stati altri dossier. Comunque sono certo che ne riparleremo. Grazie a Zanda, grazie Gioacchino Genchi e la riaspettiamo. Buonasera. Va bene, arrivederci.